Io devo ringraziare tutti i presenti, soprattutto i relatori così illustri, perché abbiamo veramente intrapreso un cammino che facile non è, ed era giusto che ce lo dicessero proprio coloro che sono i maestri in questa materia. Però, come ha rilevato Spano, lo Salvatore Spano, il fatto che la Lega abbia promosso questa iniziativa ha un proprio significato. Il problema della lingua non è solo un problema tecnico, non è solo un problema economico, non è solo un problema di comunicazione, è un problema di natura schiettamente politica. Se ha un popolo, e noi siamo un popolo integrato nella comunità nazionale, aspirante alla comunità europea, partecipi, speriamo, di questo grande villaggio globale, che poi tutti i vantaggi non è chiaro, non è un problema, ma certamente siamo, e nessuno più del santo. Io l'ho trovato girando per il mondo dappertutto. E sono coloro che si integrano più di tutti, senza perdere nella loro dignità, nella loro identità. Devo dire che nel bene e nel male capita che il sardo si riconosce. Ricordo di un collega scomparso, senatore, che ebbe un malore e si salvò proprio perché nella sofferenza stava proprio, era un infarto. Si lamentò nella malattia ed era uno di quelli che combatteva con noi perché, come diceva il professor Azzena, diceva che avvenire avrebbe. Questa è la lingua che torna indietro, andiamo a una lingua. Nel momento che eravamo perso coscienza, si è lamentato il sardo, non so la dico. È passato un infermiere che era sardo. Oh, ma testa. Se non c'era quello che era trovato uno di questi ambulati da Roberto I della Chiesa, allora ho detto, ma effettivamente noi pensiamo, cioè se nei momenti più importanti della vita, nei momenti della comunicazione, nei momenti della liberazione, noi parliamo evidentemente, diciamo significato. Non pretendo che tutti siano così, ma certamente questo, ripeto, dal punto di vista culturale, dal punto di vista era uno di quelli che combatteva apertamente cosa. Poi mi ha raccontato, perché per fortuna si è ripreso, e poi è partito, e poi ha insegnato. E dice, guarda, io altrimenti c'è, e lui. Allora, questo non è che siamo, questa è una. Però io ho capito il senso della nostra manifestazione, il desiderio, perché noi pensiamo che il diritto fondamentale sia quello di comunque di parlare. Ed è vero, guarda, dice quello dice molto bene, però c'è gente, e non c'era un sindaco, che veramente se non parla in sardo non dice proprio la metà di quello che pensa. Quando vanno dall'avvocato, quando vanno dal giudice, loro che per fortuna molti di loro sono sardi, molto spesso non riescono a dire quello perché sono molto dignitosi. Allora per non storpiare l'italiano tacciono, non è che tacciono per essere efficienti, tacciono perché quando l'avvocato o il medico dice parla in sardo che ti capisco, voi vedete uno sguardo di liberazione, si illuminano, perché allora si esprimono nella pienezza, e come diceva giustamente Alberto Azzera, sono molto grato. Stasera abbiamo sentito parlare tutta la verità dei linguaggi. Io lo sapevo perché facendo politica ho girato tutta la Sardegna, non ho difficoltà a capire nessuna, però si pone un problema, ed ecco perché sono il professore, un problema tecnico, ossia ci deve essere una grafia, io non è che sia, e qui in questo momento noi promuoviamo queste iniziative, le sosteniamo, le portiamo, però naturalmente noi dobbiamo fare un passo indietro, il politico deve lasciare che la materia venga trattata da chi tecnicamente sa che fare, da chi scientificamente. Noi dobbiamo dare il sostegno, perché siamo cominciati a dire che abbiamo una convenzione. Io dico che i miei figli non parlino il sardo, per me non è una menomazione mia, è una povertà loro, perché io sono convinto che siamo felici che parlano l'inglese, perché possono avere rapporti economici, culturali, però non capiranno mai nell'intimo la società, la civiltà che è stessa.
perché solo attraverso la lingua possono capire, possono conoscere, ed è importante che abbiano la consapevolezza di questa grande regione della quale sono nati, ma non ce l'hanno tutti quanti, ma perché abbiamo mancato anche noi, abbiamo mancato i genitori, abbiamo mancato la scuola. Ma è possibile che, come avveniva in molti paesi della barbarie, arrivavano dei professori che non parlavano il sardo, ma non parlavano neppure l'italiano, perché parlavano un italiano così storpiato, con dialettismi, con diottismi, per cui questi nostri poveri ragazzi imparavano un italiano blasfemo, un italiano che non era mai, mentre il sardo, se non sanno parole, guardate anche questo, anche il sardo testimonia, non è perché sono persone che ma se non sa una parola precisa, non la dice, non parla. Sì, questo mi ha colpito, che il discorso, che il sardo e il discorso delle coppe, perché il riso è la prima manifestazione. Noi pensiamo ai greci, alla grande civiltà greca, il dramma e la commedia, e finalmente sono forme di espressione. Noi abbiamo diverse forme, abbiamo la poesia nell'uomo, per esempio, ma abbiamo il sassarese, il campanese che hanno il senso dell'umorismo spiccato. Il morese purtroppo c'è più il senso del sarcasmo, è più duro, non è che, mentre il campanese è molto più, diciamo, è solare, ma noi è un po' più cupa, sono diversi, però quello che è importante è che non è che ci battiamo noi, no, fratelli, tutte le varietà. E poi non è che io ho letto da poco un libro della premio Nobel, la Levi, dobbiamo fare le luci dell'imperfezione. Noi siamo imperfetti, siamo sempre all'inseguimento della perfezione, e quindi noi stiamo cominciando con delle perfezioni. Una legge è un atto politico, è un atto importante, e già dice che intanto il sardo esiste, poi tutto si può perfezionare cammin facendo. Certo, la fiducia nostra è in quelle istituzioni, nella scuola. Io credo molto nella scuola, io sono convinto che risolvere molti problemi, affiancare al professore italiano, come diceva la professoressa Masla, il professore che insegna il sardo bene, che faccia capire e conoscere, c'è un fatto importante. Certo che c'è stato un processo formidabile, noi in 30 anni abbiamo trasformato la Sardegna. Io sono nato in una Sardegna rurale, contadina e pastorale, sono nato in quella Sardegna e vivo in una Sardegna che è completamente trasformata, ma questo non penso che sia un fatto negativo, penso che sia un fatto positivo, solo che noi dobbiamo accompagnarla con una consapevolezza che non sia uno sbarrimento delle nostre radici. Però non è che posso lamentarmi il fatto che sia arrivato questo tipo di mi lamento quando questo va a estirpare una cultura, una civiltà che non avevamo, che non abbiamo nel nostro Stato. Quindi i nodi che ha indicato il professor Paolisi, e cioè le trasformazioni economiche, ma indietro, quello che avviene adesso nella Valle Padana è indicativo. Certamente quelli, anche se con manifestazioni scomposte, censurabili, eccetera, però quello è un lamento profondo. È tutto il mondo dell'agricoltura che sta cercando di sopravvivere, per fare le quote, giuridicamente avranno torto, saranno anche degli imbrogli, bisogna stare in Europa, però bisogna cogliere questo passaggio, perché non è che c'è una cosa delicata. Se poi pensiamo alla Sardegna, noi vediamo tutto un mondo che scompare. Quando io leggo i sindaci che si lamentano per questa Sardegna che viene abbandonata, per questi villaggi che via via si spopolano, ma pensiamoci bene, ma quando in un paese come avviene in Sardegna si laureano 30, 40, 50, 60 ragazzi, qual è il paese che può dare lavoro a questi ragazzi? Questi devono andare per il mondo, ma non è un fatto negativo. L'importante è che conservano la loro identità, l'importante è che sono messi a rischio, per questo sarà inevitabile, cioè che a un certo punto ci siano queste concentrazioni. Non so fino a che punto noi possiamo arrestare, dobbiamo fare un processo di sviluppo economico che garantisca la permanenza, ma fino a un certo punto sono dei fenomeni come gli scambi culturali. All'Online a Volta c'era un tedesco che è rimasto 4 anni, poi alla fine parlava il dialetto di quel paese per ragioni di studio. Allora quello può essere un motivo culturale, cioè noi potremmo, come andiamo fuori anche, adesso ci sono tante università
quello che mi diceva Francesco mi preoccupa molto, bisogna stare attenti a non fare questi comitati così un po' estemporanei, noi possiamo fare un incontro per sollevare il problema, per stimolarlo, per dibatterlo, per sentire il docente o il professore universitario o il professore o il maestro o il linguista, però questa è una cosa. Però quando si passa alla realizzazione a cada uno sa su, e cioè a insegnare, ad essere professori, e siccome io credo con tutte le crisi che attraversa che la scuola sia la strada maestra, con tutte bisogna passare attraverso la scuola, ossia attraverso l'istituzione, bisogna che rispettiamo, non comitati, adesso poi l'altro rischio che avverto è quello di parlare il sardo traducendo italiano, non è quello. Il sardo nasce sardo, cioè bisogna pensare al sardo, perché quelli io mi accorgo subito quando parlano o quando scrivono che è una traduzione, perché pensano, ma bisogna stare attenti, e non è proprio che bisogna tornare, cioè il politico che ha promosso la legge, che sostiene la legge, che fa un movimento nella società in difesa della legge, della cultura e della lingua. Perché ho fatto politico che ha interrotto, quando qualcuno ha parlato della Chiesa, la Chiesa ebbe nel collegio, nell'accordo del seminario, di cui è la direttiva precisa che il sardo doveva parlarsi, e quei preti non parlavano più sardo. E io ricordo le messe, e ricordo i canti in lingua sarda, e ricordo le prediche. Quando nelle scuole elementari c'erano libri. Diventavano anche legali poetiche durante il fascismo. Sì, perché era un modo. Allora spiego, anche politicamente, non è che il fatto di integrarci in Europa ci porti a rinunciare alla nostra identità, non è il fatto che ci sentiamo italiani, è che amiamo parlare, scrivere e leggere l'italiano. Non è questo che ci porti a non c'è una contrapposizione, c'è semmai un'integrazione. Io sono d'accordo, noi ai nostri figli bisogna che insegniamo la lingua, perché vanno nel mondo, perché è un mondo, però questo non deve avvenire a scapito. E noi siamo a studiare il greco, abbiamo imparato il greco, ci voleva coraggio a parlare il greco, abbiamo fatto il latino, che è un po' più, che c'era, ma abbiamo imparato. Ora ecco, per concludere, quando sono Paolo con molta attenzione e aumenta il mio rispetto anche per il realismo col quale affronto il tempo. Non mi ha fatto illusione. Lui poteva dire le cose che ha detto, poteva dirle lui, e meglio di lui non l'ha meno di dire. Però sono d'accordo con Francesco Masaro sulle dire, è un fatto di credere. Abbiamo avuto due esempi, che c'è fatto lui stesso, che in questa l'Irlanda e Israele. C'è un fatto politico. Perché quelli che sono noti politici che ha messo in luce, e cioè la trasformazione economica, l'immigrazione, lo spopolamento delle campagne, l'evoluzione tecnologica, possono essere risolti proprio attraverso una riappropriazione della nostra identità, perché non dobbiamo essere assimilati, non vogliamo essere assimilati, perché scompariamo. Io questa sera avrei dovuto fare, poi mi sono fermato a metà strada per un po' perché tutti i testi giuridici dell'antica Sardegna, ed è quella la lingua che bisogna farsi, perché poi tutti i libri di diritto qui dopo sulla sera, gli antichi libri di diritto, sono in sardo. Non è vero che siano romano, reso, perché il Vesta dice no, i sardi hanno sempre rifiutato di recepire e tradurre i testi romani, concetti, istituti, norme, le prendevano, ma volevano esprimerle in sardo. Ora il documento più lungo che ricordiamo è la Carta dell'Ogu, però è preceduta, accompagnata e seguita da altri documenti, compresi gli statuti di Sassari, che sono scritti non in sassarese, quello che parlano loro, che è molto simpatico, ma nemmeno, ma senti proprio in una lingua che tra il codonese e il catalogino. Io prima avevo preparato una relazione stasera per dirvi che, sforzandoci di trovare il sardo, che poi io veramente stasera, ed è la cosa più importante di questo incontro, ho sentito tutte le parlate quasi e ho visto che ma tutti le hanno capite, quindi questo mi conferma un convincimento. Quando vengono in studio dice mi accorgo di ricordare e dico fa vedere il sardo, può comprendere, non è che parlano il nuorese, parlano il campidanese, però dicono cose che in italiano non avrebbero mai detto. Ora non è che noi vogliamo scoraggiare dall'imparare la lingua italiana, ma non vogliamo espropriarli
di questa che è una condizione di libertà. È vero che adesso c'è stata una fase negativa che sono i vecchi, ma i giovani, se viene indicato come una meta, come un obiettivo, come uno strumento di crescita, di arricchimento culturale, di appropriazione della propria identità, non devono vergognarsi di essere stati, perché noi siamo veramente rispettati, siamo universalmente rispettati. E se adesso un grande studioso dice che noi siamo di estrazione caucasica, saremmo un popolo caucasico, tra le tante teorie che attraverso l'esame del DNA hanno accertato che la nostra origine è addirittura, però indubbiamente siamo individualmente diversi dagli altri. Non abbiamo mai posto in discussione l'unità nazionale, non è vero, non è stato. Noi abbiamo rivendicato il contrario, l'essere più italiani degli altri, però non possiamo negare chi un po' viaggia, perché vede che siamo, io un sardo lo individuo in mezzo a 1000 persone, dall'atteggiamento stesso che attiene e se ne vengono, perché l'altro fenomeno che ha detto il professor Paolo, che ci ha giocato? Ha giocato alla Sardegna, la presenza dei sardi nel porto di Genova, o la presenza dei sardi nelle campagne toscane, o la presenza dei sardi nel Friuli. Ma sapete che il vocabolario di lingua ladina è stato tradotto da una professoressa sarda, una sarda che sta a Udine, ha tradotto, ha fatto il vocabolario italiano, ladino italiano. Quindi abbiamo questa professione. Quindi non è che dobbiamo. Quindi in questo senso, ecco perché dicevo che c'è un aspetto tecnico che sarà curato, però la ragione è questa, e poi siamo per questo, devo capire questo, che questo è un mestiere, questo della lingua, un mestiere estremamente delicato e deve essere affidato a coloro che sanno trattarlo scientificamente, senza fare facendo passo per passo, perché anche il bambino prima camminava, quando ero piccolo io, ti avevano fasciato fino a 24, a 30 mesi, adesso a 6 mesi io credo che c'era una bambina in aereo che già cominciava a parlottare, per dire, c'è una, ecco allora come avviene per gli uomini, questo che avviene anche per la lingua, certo, è un processo, non possiamo illuderci, sarà un processo lungo, un processo faticoso. L'importante però è intorno al problema vi sia un clima favorevole, un'identità di vedute, un'opinione comune favorevole, che non abbiamo quello che ha fatto dispiacere, questo complesso di inferiorità, ed è vero purtroppo, che per il sardo sia quasi un impatto mortificante, umiliante, ma questo però si può